Remigio Villanova, cosa si prova ad essere il presidente del primo e del più importante club delle Frecce Tricolori d'Italia? C'è una bella responsabilità in quanto oltre a rappresentare il primo club, che è il club più importante tra virgolette, rappresenta anche tutti gli altri club in Italia e nel mondo. Di conseguenza è un impegno sempre costante per migliorare e per fare un'immagine, dare un'immagine sempre migliore nostra e di tutti gli altri club. Voi siete molto vicini ai piloti, ma sono delle persone comuni, semplici, sono come tutti noi. Sì, sono persone sono dei professionisti veramente in gamba, sono veramente delle belle persone da imitare non soltanto da noi ma specialmente dai ragazzi, perché sono persone professionalmente corrette, preparatissimi e anche disponibili sempre con tutti, con qualsiasi persona. Quest'anno avete perso uno storico socio, Valentino Bolla, un ricordo in 2 parole? Valentino Bolla è sempre stato un punto di riferimento, oltre che essere stato il fondatore di questo club, è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi, per le sue capacità, per la sua grinta, ma anche per la sua intelligenza. Era la memoria storica, era un'enciclopedia aperta.